Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Continuiamo con le catechesi sulla famiglia e in questa catechesi vorrei toccare un aspetto molto comune nella vita delle nostre famiglie, quello della malattia. È un'esperienza della nostra fragilità che viviamo per lo più in famiglia fin da bambini e poi soprattutto da anziani, quando arrivano gli acciacchi, no? Nell'ambito dei legami familiari, la malattia delle persone cui vogliamo bene è patita con un di più di sofferenza e di angoscia. È l'amore che ci fa sentire questo di più. Tante volte per un padre e una madre è più difficile sopportare il male di un figlio, di una figlia, che non il proprio. La famiglia, possiamo dire, è stata sempre l'ospedale più vicino. Ancora oggi, in tante parti del mondo, l'ospedale è un privilegio per pochi e spesso è lontano. Sono la mamma, il papà, i fratelli, le sorelle, le nonne che garantiscono le cure e aiutano a guarire. Nei Vangeli molte pagine raccontano gli incontri di Gesù con i malati e il suo impegno a guarirli. Egli si presenta pubblicamente come uno che lotta contro la malattia e che è venuto per guarire l'uomo da ogni male, il male dello spirito e il male del corpo. È davvero commovente la scena evangelica appena accennata dal Vangelo di Marco. Dice così: venuta la sera, dopo il tramonto del sole, li portavano tutti i malati e gli indemoniati. Se penso alle grandi città contemporanee, mi chiedo dove sono le porte davanti a cui portare i malati sperando che vengano guariti. Gesù non si è mai sottratto alla loro cura, non è mai passato oltre, non ha mai voltato la faccia da un'altra parte. E quando un padre e una madre, oppure anche semplicemente persone amiche, gli portavano davanti un malato perché lo toccasse e lo guarisse, non metteva tempo in mezzo. La guarigione veniva prima della legge, anche di quella così sacra come il riposo del sabato. I dottori della legge le rimproveravano a Gesù perché guariva in sabato, faceva il bene il sabato. Ma l'amore di Gesù era dare la salute, fare il bene, e questo è al primo posto sempre. Gesù manda i discepoli a compiere la sua stessa opera e dona loro il potere di guarire, ossia di avvicinarsi ai malati e di prendersene cura fino in fondo. Dobbiamo tenere bene a mente quel che disse ai discepoli nell'episodio del cieco nato:
I discepoli, con il cieco lì davanti, discutevano su chi avesse peccato, perché era nato cieco, lui o i suoi genitori per provocare la sua cecità. Il Signore disse chiaramente, né lui né i suoi genitori. È così perché si manifestino in lui le opere di Dio. E lo guarì. Ecco la gloria di Dio, ecco il compito della Chiesa, aiutare i malati, non perdersi in chiacchiere, aiutare sempre, consolare, sollevare, essere vicino ai malati. E questo è il compito. La Chiesa invita alla preghiera continua per i propri cari colpiti dal male. La preghiera per i malati non deve mai mancare, anzi dobbiamo pregare di più, sia personalmente sia in comunità. Pensiamo all'episodio evangelico della donna cananea. È una donna pagana, non era del popolo di Israele, era una pagana che supplica a Gesù di guarire la figlia. Gesù, per mettere alla prova la sua fede, dapprima risponde duramente: non posso. Devo pensare prima alle pecore di Israele. Ma la donna non recede. Una mamma, quando chiede aiuto per la sua creatura, non cede mai. Tutti lo sappiamo questo, Le mamme lottano per i figli, E Gesù risponde a questa donna. Anche ai cagnolini, quando i padroni si sono sfamati, si dà qualcosa, come dicendo: ma almeno guardami come una cagnolina. E Gesù le dice: donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. Di fronte alla malattia, anche in famiglia, sorgono difficoltà a causa della debolezza umana, ma in genere il tempo della malattia fa crescere la forza dei legami familiari. E penso a quanto è importante educare i figli fin da piccoli alla solidarietà nel tempo della malattia. Un'educazione che tiene al riparo dalla sensibilità per la malattia umana inaridisce il cuore e fa sì che i ragazzi siano anestetizzati verso la sofferenza altrui, incapaci di confrontarsi con la sofferenza e di vivere l'esperienza del limite. Ma quante volte noi vediamo arrivare al lavoro, tutti l'abbiamo viste, un uomo, una donna, ma con la faccia stanco, con tutto l'atteggiamento stanco. Ma tu che cosa succede? Ho dormito soltanto 2 ore perché a casa facciamo il turno per essere vicino al bimbo, alla bimba, ammalato, al nonno, alla nonna. E la giornata continua col lavoro. Ma queste cose sono eroiche, sono le eroicità delle famiglie, quelle eroicità nascoste che si fanno quando uno è ammalato, quando il papà, la mamma, il figlio e la figlia, e si fanno con tenerezza e con coraggio. La debolezza e la sofferenza dei nostri affetti più cari e più sacri
possono essere per i nostri figli e i nostri nipoti una scuola di vita. Educare ai figli e ai nipoti a capire questa vicinanza nella malattia in famiglia. E lo diventano quando i momenti della malattia sono accompagnati dalla preghiera e dalla vicinanza affettuosa e premurosa dei familiari. La comunità cristiana sa bene che la famiglia nella prova della malattia non va lasciata sola e dobbiamo dire grazie al Signore per quelle belle esperienze di fraternità ecclesiale che aiutano le famiglie ad attraversare il difficile momento del dolore e della sofferenza. Questa vicinanza cristiana da famiglia a famiglia è un vero tesoro per la parrocchia, un tesoro di sapienza che aiuta le famiglie nei momenti difficili e fa capire il regno di Dio meglio di tanti discorsi. Sono carezze di Dio. Grazie.